Store. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera amici teleascoltatori, buonasera da Massimo Leonardi che conduce L'Avvocato risponde. Oggi sono da solo qua in studio, presso gli studi di Radio Libertà, via Bellerio. Saluto tutti gli ascoltatori, chi ci vede su streaming e quelli che ci stanno ascoltando per radio. Grazie per esservi connessi. Forse interverrà nella seconda parte anche l'Avvocato Colovatti che ha avuto un problema in studio, quindi è rimasta a lavorare presso il nostro studio. E niente, quindi possiamo partire subito con la trasmissione. Vi do immediatamente i numeri di telefono per contattarmi 0292947222 e poi c'è anche il numero 340 670 9659 per i messaggi WhatsApp. Ovviamente sono a vostra disposizione per qualsiasi quesito che avrete su questioni giuridiche, attinenti a questioni giuridiche, economiche e via dicendo. Oggi c'è una piccola scaletta di argomenti che ho preparato, però vi voglio subito leggere una sentenza che stavo proprio consultando adesso, abbastanza clamorosa, perché la Corte Costituzionale è intervenuta con riferimento alla guida in stato d'ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, con una sentenza abbastanza clamorosa, perché dal mio punto di vista la normativa c'è ma non è chiara, ed è giusto quello che dice la Corte Costituzionale, ovvero intima, tra virgolette, sollecita il Parlamento a emanare una serie di decreti correttivi che andranno a specificare meglio quali sono le soglie di applicabilità, perché tutte le volte che qualcuno viene fermato sotto effetto di stupefacenti non è mai chiaro effettivamente come viene determinato, anche se c'è ovviamente l'apparecchiatura che determina il tasso alcolemico, ma c'è una grande arbitrarietà. Avete sentito spesso dire che certe macchine attestano un determinato stato di grado alcolemico e altre un altro. Quindi, insomma, dovrà essere rivisto tutto l'aspetto, no? Il conducente saprà di doversi astenere alla guida fino a quando l'effetto della sostanza non possa ragionevolmente dirsi cessato. Quindi, cioè, ripeto, andrà normato meglio questo aspetto, perché ci sono state una falcidia di ritiri di patente che poi possono scaturire anche in condanne penali se si supera un determinato grado di tasso alcolemico oppure di sostanza stupefacente, e quindi questo è importante perché molti di voi ovviamente spero che non bevano, ma può capitare magari un bicchiere in più, quindi ovviamente non mai mettersi al volante se non quantomeno che passino mezz'ora, un'ora, questo è il suggerimento. Però anche lì o si ha un'apparecchiatura in macchina, cosa che consiglio di avere, perché effettivamente ricordo sempre che un bicchiere di vino per me non è la stessa cosa di un bicchiere di vino per un altro, perché dipende dalla nostra stazza, dal nostro fisico, da quanto beviamo, da quanto mangiamo durante il pasto. Un bicchiere di vino a secco, chiaro che ha un effetto immediato nel nostro sangue, entra in circolo immediatamente. Se invece viene accompagnato con del cibo, è chiaro che ha un effetto diverso. Quindi attenzione, perché possono esserci, ho difeso tantissime persone che purtroppo alcune volte hanno passato quella famosa soglia e poi sono grane, perché poi scatta reato penale e quindi poi c'è la fedina penale addirittura sporca per magari 3 bicchieri in più quando si poteva aspettare benissimo un'ora nel nostro tempo. Si aspetta, si beve un po' d'acqua e le cose migliorano e di sicuro non si supera quella famosa soglia. Detto questo, scusate questa parentesi, ma l'ho letto adesso e volevo dirvelo. L'intervento di oggi sarà come al solito suddiviso in 2 parti. Nella prima parte parlerò ancora di danni da malasanità, parlerò ancora di danni che possono scaturire da cadute che possono essere fatte da ciascuno di noi nelle bellissime strade, per esempio di Milano, che sono un cratere unico, quindi può capitare, e vi racconterò anche dei casi recenti che abbiamo affrontato. Quindi danni a malasanità, che cosa possono riguardare i danni a malasanità, scusate, ma semplicemente posso fare un piccolo excursus di quelli che sono le possibili fattispecie. Sono sicuramente l'intervento chirurgico riuscito male, no, quindi il classico intervento fatto presso la clinica privata o pubblica, no, le famose strutture convenzionate con il pubblico che sono frequentissime, sono praticamente quelle strutture, lo dico per chi non lo sapesse, che sono di fatto gestite privatamente, ma che hanno una convenzione con la vecchia mutua, ovvero il nostro sistema sanitario nazionale italiano,
per il quale chi viene operato lì gode dell'esenzione. Quindi se un medico che assiste questo paziente opera in quella struttura, il paziente gode dell'operazione di fatto gratuita, ovviamente, no? E poi ci sono quelle private dove ovviamente l'operazione chirurgica è esclusivamente a pagamento. Ma anche quelle pubbliche a volte offrono un servizio a pagamento. Quindi questo cosa può essere? Intervento chirurgico ma riuscito, poi andremo specificatamente ad affrontare questo. La diagnosi sbagliata può essere, ovvero la diagnosi che viene fatta addirittura prima dell'operazione chirurgica errata, lo si scoprirà ovviamente dopo. Il ritardo nei soccorsi può essere un caso molto frequente, oppure l'errore in pronto soccorso. Queste sono le 4 che ho identificato io, no, che mi sono capitate anche nella mia carriera professionale. Brevemente, giusto per farvi un'idea cosa può capitare. Allora, l'errore e l'intervento chirurgico mal riuscito evidentemente è un intervento chirurgico che, successivamente all'intervento stesso, e lo si scopre, molto spesso dopo, a meno che sia un errore clamoroso che può anche costare addirittura anche la vita. Ricordiamo il caso recente di quel povero bambino morto con quel famoso trapianto di organi che è stato fatto in maniera, a dir poco maldestra, e spero che venga fatta luce su questo aspetto. Ma l'intervento classico sbagliato di malpractice viene, spessissimo riscontrato dopo, ovvero la guarigione viene fatta in modo tardivo. Per esempio intervento chirurgico, io assistii una volta un cliente che aveva avuto un intervento alla spalla, sembrava tutto bene, poi alla fine dopo, qualche mese non guariva, si è fatto rivedere, insomma morale non aveva più la mobilità della spalla, e successivamente siamo riusciti a provare che l'intervento fu fatto male. Come? Attraverso accertamenti successivi, e praticamente, gli avevano reciso un pezzo di nervo, involontariamente nel momento dell'operazione. Quindi abbiamo fatto un accertamento tecnico preventivo, è stato nominato un CTU e ha accertato questo danno, e son stati risarciti migliaia e migliaia di euro a questo soggetto. Ricordiamoci che in caso di intervento mal riuscito, come viene determinato la percentuale di invalidità? Chiaramente determinata in base all'età, cioè più, è alta l'età e meno è, l'indennizzo chiaramente, no, perché c'è il rischio di vita, cioè scusate, c'è il tasso di mortalità che, ovviamente si eleva, perché se l'intervento viene mal riuscito nei confronti di un anziano di 80 anni ha un risarcimento diverso rispetto a un giovane, per esempio, di 20, chiaramente, perché al giovane di 20 ovviamente c'è un danno esistenziale superiore, per il fatto che potrebbe svolgere una serie di attività che poi gli vengono precluse. Invece per una persona anziana questo è un pochettino più limitato. Quindi prima cosa è l'età che incide sull'eventuale risarcimento. Quindi quali sono i passaggi, no, se dovesse capitarvi una cosa di questo tipo? Sicuramente, in questo caso, contattare subito un legale specializzato, perché è una branca del diritto che necessita di un professionista che abbia soprattutto anche i contatti medici, perché un legale lavora con i medici in questo caso. Sono operazioni sono pratiche legali che necessitano di un team, no, il legale ovviamente analizza prima la fattispecie, capisce cosa è, che tipo di fattispecie, per esempio se è un problema ortopedico, deve subito indirizzare il paziente, il cliente, nei confronti di un medico che sia specializzato in ortopedia, per evidenziare che effettivamente c'è stato questo danno. Immaginiamo l'esempio di prima della spalla. Dopodiché l'ortopedico visita la persona, attesta attraverso l'esame della cartella clinica che andrà nel frattempo richiesta alla struttura ospedaliera, e analizza, la cartella clinica, vede il paziente, lo visita e attesta eventualmente il danno. Non finisce qua la catena di professionisti così conclude poi con la relazione finale del medico legale. Il medico legale incassa, riceve il parere dell'ortopedico, che a sua volta, poi a sua volta dovrà redigere questa famosa perizia medico-legale, dove andranno, diciamo così, enunciati, le problematiche e soprattutto, detto che tipo di danno ha avuto il paziente. Quindi un danno, immagino spesso accade, famosa invalidità permanente, l'avete sentita. I danni da invalidità permanente sono quelli che determinano un'invalidità a vita, no, dei punti, sono dei punti di invalidità. Più punti ci sono e più il risarcimento è alto, è abbastanza intuibile, no, questa cosa. Quindi più, il danno è grande, più i punti aumentano, più la misura monetaria aumenta, no, l'aspetto monetario aumenta. Quando si conclude questo iter, allora sì che si può partire, o si può partire anche prima, eventualmente con una diffida preliminare, a richiedere il famoso rimborso alla compagnia assicurativa. Perché dovete sapere, questo è un altro aspetto abbastanza a grandi linee, lo dico perché non mi piace entrare troppo nel tecnico, che dopo la legge,
bianco gelli, tutte le strutture ospedaliere e soprattutto i medici devono obbligatoriamente avere l'assicurazione. Quindi voi siete sicuri del fatto che se vi hanno operato avete questo ombrello protettivo, oltre che nei confronti del medico, della sua polizza assicurativa, anche della polizza assicurativa dell'ospedale o della casa di cura che vi ha operato. Quindi avrete delle tutele massime da questo punto di vista. Ora non vuol dire che con queste assicurazioni poi voi avrete sicuramente il risarcimento immediato, però ci sono buonissime possibilità, se avrete dei medici bravi e un buon legale, di ottenere già in fase stragiudiziale, quindi prima ancora di fare una causa, una buona proposta risarcitoria, che poi andrà vagliata, chiaro, no, perché è chiaro le proposte vanno vagliate, però innanzitutto vi evitano un contenzioso e soprattutto vi consentono di chiudere la vicenda già con un bel risarcimento. Ecco, questi sono i passaggi, no. Questo passaggio che ho fatto è per tutti e 4 gli esempi che ho fatto prima, sia per l'intervento chirurgico, sia per la diagnosi sbagliata che può aver procurato un successivo intervento che magari è anche riuscito bene, ma non andava fatto. Esempio classico, operazione chirurgica di magari ricostruzione del tendine d'Achille, quando in realtà il tendine d'Achille stesso non era lesionato. Quindi, magari è stata fatta una diagnosi sbagliata leggendo la TAC, no, la famosa risonanza magnetica, chi doveva, fare il referto l'ha sbagliato, l'ortopedico non l'ha accuratamente analizzato e ha subito tra virgolette, "trattato" la patologia con un'operazione chirurgica che poteva essere evitata. Poi magari l'operazione, se, non riesce neanche l'operazione, sarebbe clamoroso. Se invece riesci, ma poi a distanza magari successiva si scopre che quell'operazione poteva anche non essere fatta. E questo è un esempio che può capitare molto spesso. Poi, è un ritardo nei soccorsi, anche questo ragazzi, la cronaca la leggete, cioè ci sono stati dei ritardi a volte eclatanti, anche, parliamo recentemente di quel famoso, incendio doloso di Cran, no doloso, sì, tra il limite del doloso e colposo diciamo, di Cran Montanà. Lì ci fu un ritardo, ormai possiamo accertarlo, ritardo anche nei soccorsi, oltre a una dinamica ovviamente, allucinante dal punto di vista delle responsabilità, ma da quanto sta emergendo, perché i ragazzi sono usciti, grazie a Dio, quasi tutti dal Niguarda, tranne una povera ragazza o un ragazzo che è ancora dentro, stanno emergendo da loro testimonianze dirette, perché chi più di loro lo può dire, no, grazie a vite molti loro sono ancora in vita e stanno con fatica emergendo, delle testimonianze, perché loro ovviamente li stanno sentendo adesso, no, sai sulle testimonianze di questi casi bisogna sempre andare molto piano, no, ci sono i psicologi, ci hanno sofferto. Quindi adesso è il momento che stanno riprendendo, li stanno sentendo anche le autorità giudiziarie. Stanno emergendo dei ritardi che purtroppo probabilmente comporteranno anche un filone di indagine nei confronti di chi doveva intervenire e non lo ha fatto. E poi, collegato a questo è il pronto soccorso. Il pronto soccorso che, voglio dirlo molto francamente, i pronto soccorso italiani dal mio punto di vista, non funzionano bene, perché? Perché sì, perché i pronto soccorso italiani hanno, molti di questi, una struttura di ricezione lenta, non chiara, passi delle intere giornate al pronto soccorso senza che nessuno ti guarda. Non voglio essere generalista, ma spesse volte è così. Se non sei pronto quando arrivi a far chiamare subito il capo responsabile, a farti dare subito una lista d'attesa aggiornata, rischi di passare una giornata intera al pronto soccorso, anche magari per una visita che può essere magari sottovalutata, potrebbe essere urgente invece non la è, con questi famosi codici, no, che vieni subito, ricordiamoci, codice bianco, verde, giallo, arancione e rosso, no, cioè in base a quello loro per la prima diagnosi ti allocano lì, ma non sai i tempi di attesa, poi ti passa davanti un altro in codice rosso, tu stai lì, nessuno ti dice niente, intanto magari tu hai male, dici: "Scusi, io ho male". "No, aspetti". "Ho capito, aspetto, ma io sto ma" cioè può capitare, son capitati tantissimi casi in cui purtroppo c'è stata una ricezione errata di quello che era un primo, tra virgolette, allerta una prima allerta di malanno, ecco. Quindi la domanda che voglio fare a qualcuno avesse mai avuto, così abbiamo a testa diretta, un danno di questo tipo o ci fossero stati dei problemi, può tranquillamente, chiamarmi, perché credo che sia meglio che una testimonianza indiretta non c'è.
quindi mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi ha avuto un problema di questo tipo. Legato al fatto dell'invalidità, oppure delle problematiche legate a persone che sono invalide, che ovviamente è strettamente collegato comunque agli infortuni in generale, ma chi ha avuto un'invalidità permanente, ricordiamoci che si può collegare questo aspetto a un altro tema che noi affrontiamo tanto, che è il tema dell'INPS. Cioè, se un'invalidità a seguito, per esempio, di un infortunio, per esempio di un evento straordinario, per esempio di una patologia, scopriamo purtroppo di essere malati, questo evento potrebbe scatenare anche una invalidità che potrebbe essere fatta valere nei confronti dell'INPS. Quindi, cioè, si chiede la famoso assegno di invalidità, no, quindi anche in questo caso è importante farsi assistere, perché noi abbiamo a volte assistito le persone che non sapevano bene come muoversi, no, da questo con questo impasse della richiesta di danno e la richiesta di assegno di invalidità. Bisogna fare una domanda apposta all'INPS e bisogna avere soprattutto, anche in questo caso, un dossier di documentazione molto forte, perché l'INPS chiaramente prima di darti l'assegno, cioè non dico ovviamente, ma fa i controlli, spesse volte purtroppo nel controllo decisivo non viene fatta un'analisi così accuratamente medica, quindi c'è il rischio che se tu vai là senza avere tra virgolette, "un dossier forte" e una documentazione medica forte, rischi che esci, magari invece hai una patologia permanente grave, rischi che esci con il nulla di fatto, magari ti danno 0, non ti danno, oppure ti danno una invalidità che non comporta alcun assegno, il famoso 20%, 30, in cui non ci fai nulla. Quindi anche in questo caso, ripeto, bisogna farsi assistere. Noi è arrivata recentemente una persona che vorrebbe andare in pensione con una procedura particolare, che è pensione anticipata a seguito di invalidità, e anche lei in questo momento è un pochettino in impasse, perché secondo la sua idea, noi dobbiamo accertarla ancora, lei avrebbe una validità superiore a quella che le ha dato l'INPS. Ora dobbiamo chiaramente corroborare questa sua cosa con della documentazione medica. Ma questo per farvi capire che è chiaro che le fattispecie sono complessissime, che possono capitare. Quindi anche in questo caso l'invalidità può essere o accompagnata con un assegno di invalidità, oppure per esempio accompagnata con degli altri importi a titolo di sussidio che vengono dati magari alla persona che convive. È chiaro che una persona invalida ha bisogno di essere curata, quindi anche un familiare che vive con lei ha bisogno di un sussidio per portarla in giro, far la spesa, fare tutte queste attività, e l'INPS su quello dà qualcosa. Però, ripeto, è importante non, tra virgolette, non andare allo sbando, no, a questa visita, andare preparati, cioè fatevi assistere, son soldi ben spesi credo. Quindi, ehm, ecco. Un altro aspetto legato al famoso danno, no, che può essere avanzato nei confronti della pubblica amministrazione, correlato, è il danno derivante da, per esempio, sinistri che possono scaturire e questo è frequentissimo anche qua, da cadute, da incidenti provocati da cosa? Provocati da una incuranza, per esempio, del manto stradale, autostrade un po' meno, delle città è frequente, buche, danni da cattiva manutenzione, errori amministrativi, cadute sui marciapiedi. Molti cittadini pensano che nei confronti della pubblica amministrazione, questo è un po' il pensiero comune, non si possa fare niente, tipico, no, ogni tanto io sono molto attivo sui social, magari mi scrive qualcuno: ma Massimo, ho avuto avvocato, sono caduto." E io: "Caduto, ma hai accertato se la caduta?" Non tutte le cadute sono colpa della pubblica amministrazione, ci mancherebbe altro, ma un accertamento ci vuole. Cioè, vi posso ricordare un caso clamoroso, successo a Roma 3 anni fa, un ragazzo morì, cioè sull'Aurelia, morì, ma non perché ha avuto un colpo di sonno, perché aveva bevuto, si è accertato, è pubblico questo caso, andate su Google a vederlo, troverete. È stato accertato che la pubblica amministrazione aveva, in modo diciamo gravissimo, lasciato una buca, e lui ha preso in pieno questa buca, la strada non era illuminata, e ovviamente è stato accertato un risarcimento clamoroso nei confronti, appunto, a favore della famiglia del defunto. Il ragazzo poverino è morto in maniera veramente brutta, perché morire così non lo auguro veramente a nessuno. E come è stato accertato? Con un procedimento lunghissimo, perché poi in questo caso,
come si fa? È chiaro, se c'è una telecamera è chiaro che ci sono dei vantaggi, se non c'è si fa una perizia da parte di ingegneri ambientali, ehm, ingegneri edili, si accerta e si vede se effettivamente quel tratto di strada dove è successo il sinistro era a posto oppure no. In quel caso si fu accertato che c'era una buca. E quindi la cosa principale è quando succede una cosa del genere, e ci auguriamo che non succeda mai, insomma anche lì, vedere un attimo, no, cioè non dire no a priori, cioè vediamo cosa è successo. In questo momento, io sto assistendo tra le tante, un ragazzo che, anche lui, mi ha trovato per caso quasi, no, quasi per caso, e mi aveva scritto: "Massimo, ma tu fai anche assisti anche assisti anche, persone che magari sono cadute o "Ma sì, vediamo, dimmi." Mi ha scritto, mi ha fatto un bellissimo report di quello che era successo. Questa persona era al mare, e purtroppo mentre si stava allenando, stava correndo, è caduto in una buca, si è spaccato una tibia, cioè comunque la caviglia, ha avuto dei problemi alla caviglia, tibia. Ehm, e anche lì, ovviamente lui molto bravo, ha fatto fotografie, c'erano dei testimoni, la sua compagna, la fotografia già quella era emblematica della proprio c'era il manto stradale, a piastrelle, la piastrella era sollevata così. Lui chiaramente nella corsa, nell'allenamento non l'ha vista, è inciampato però ripeto, lì in questo caso siamo andati in causa, perché, abbiamo scritto al comune, abbiamo attivato, la procedura classica, no, abbiamo fatto fare le perizie, abbiamo fatto fare tutto, scritto al comune, il comune proposta euro 0, quindi richiesta di risarcimento di il danno si attestava intorno ai 25.000 €, tra danno permanente, morale, lavorativo, perché la persona poi non aveva lavorato, e inaspettatamente inaspettatamente, perché io credo che sia grave non offrire neanche 1 €, cioè 0, cioè vuol dire non offrire nulla nei confronti di un cittadino italiano da parte dello Stato. Quindi, si è presa questa responsabilità questo comune e noi non abbiamo ovviamente mollato di un centesimo e non abbiamo mollato di un colpo e siamo andati a far la causa. E tuttora è in corso, quindi dobbiamo ancora svolgerla. Quindi questa "causa", tra virgolette, è in corso, deve ancora essere fissata, la prima udienza e niente, quindi lì vi terrò aggiornati, che sono molto curioso di, sapere, come andrà a finire. Scusate, ma intanto ricevo telefonate a raffica, così. La gente sa quasi io non so, dico: "Ma uno lo sa, tutte le persone che molti sanno che sono in radio mi chiamano alle 10, ma io dico: "Ma la gente fa apposta." Non lo so, ma io voglio dire, adesso qua rispondo male perché mi son stanca cioè uno sa che ha un impegno, ti chiama, non so se vi capita anche a voi, no, cioè uno sa che non puoi e continua a chiamare a quest'ora, cioè ma è incredibile, cioè alle 5 lo sanno tutti i contatti che ho che sono a fare questo programma e mi chiamano tutti alle 5, 5:10, beh, è incredibile, vabbè. Quindi volevo dire, ecco, tornando a noi, ci sono i modi. Dovete farvi aiutare. Se avete avuto un problema serio, non se cadetevi, scheggiate l'unghia cioè siete caduti, avete un danno, avete il sentore che quella caduta non è provocata non da una distrazione, perché tante altre volte, per essere onesto, trasparente, sono anche venuti da me alcuni, con delle pretese che io purtroppo ho sconfessato, cioè del tipo: stavo passeggiando, c'era un cavo, perché stavano facendo dei lavori, che emergeva fuori dalla strada, sono inciampata. Ho capito, ma lì per esempio c'erano i cartelli che indicavano che c'era un cantiere. Insomma, è diversa la cosa. Lì è un concorso, perché ricordiamoci che per provare la colpa si deve provare il nesso causale, si deve provare che la caduta è dovuta a una colpa grave da parte della pubblica amministrazione che non ha, diciamo così, reso, in questo caso la manto stradale, tra virgolette, "a norma". Okay, ci vuole un procedimento, giuridico, un nesso causale che provoca che diciamo così, che, evidenzia tutto questo. Quindi non è che lo fa l'avvocato insieme ai fatti che voi narrate. I fatti che voi narrate, sono fondamentali per, tra virgolette, per, far emergere appunto tutte e provare a fare un'azione risarcitoria. Intanto mi dice, Natalia che c'è una persona. Buonasera, con chi parlo? Da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Milano. Salve signora, Eh, piacere.
Chi è? Posso Sì, sapere come si chiama? io mi chiamo Adele. Volevo dirle, ieri pomeriggio, mi è successo quello che lei sta trattando adesso per Ecco, radio. ecco. Io sono venuta fuori dalla metropolitana, purtroppo sono 6 mesi che la scala mobile è bloccata sempre per lavori che non finiscono mai, e io ho fatto le mie scale tranquillamente, sono inciampata in una buca coperta da un tappettino di plastica. Io sono caduta proprio faccia in giù, Mi dispiace, signora. praticamente tutta insanguinata, qualcuno mi ha tirato su. Ma non è andata al pronto soccorso, signora? Non è andata al Sì, pronto... sì, hanno Ah, chiamato l'ambulanza perché io perdevo il sangue dal bravissima. naso, dalla Mi bocca, spiace. ero tutta In che torcigliata. punto, signora? Possiamo dirlo, che magari qualcuno se passa di lì starà attento. In che punto è? Piazza Udine, Piazza Udine, Milano. Ecco, signora, lei ha fatto un servizio sociale incredibile dandoci questa indicazione, perché chi passerà lì starà attento. Io ho fatto 7 ore al pronto soccorso. Ecco, perfetto, Mi signora. hanno fatto l'attacco, mi hanno fatto la radiografia al ginocchio perché mi faceva male, gonfio come non so che cosa. Hanno tentato, adesso mi fa male anche tutto il braccio, hanno tentato, vabbè, mi ho fatto tutti gli esami tranquillamente perché potevano farmi, diciamo, un antidolorifico, volevano mettermi un punto all'interno della bocca, perché c'ho un taglio proprio all'interno del labbro, Incredibile, sono signora, tutta gonfia, incredibile. sembro che sia andata da Incredibile, un centro incredibile. estetico a rifarmi fare le Sì, labbra, sì, che non è immagino, vero. perché poi quando si cade di faccia evidentemente c'è tutto un Sì, problema di questo sono tipo. un mostro, Ecco, signora, adesso. una cosa, ma un mostro non penso che sarà un mostro, anzi, l'importante è che stia meglio. Ma lei, signora, faccio questa domanda, poi la saluto e le rispondo, no, su come comportarsi, che immagino che lei voglia sapere. Ecco, ha dei testimoni, aveva persone con lei che potrebbe... Hanno chiamato di corsa mio marito perché una vicina di casa ha praticamente come assistito la scena, ha chiamato l'ecocellulare, l'ambulanza e tutto quanto, e poi siamo andati a pronto soccorso con l'ambulanza. Perfetto, signora, perfetto. Adesso le spiego l'iter. Il punto non hanno potuto mettermelo perché io ho un taglio di lungo sopra il labbro e la dottoressa che era lì di turno mi ha detto non posso metterle il punto perché è di lungo e io a questo punto praticamente rischia di aprirsi ancora di più la Sì, ferita. perché è un punto molto, diciamo così, tenero quello, no? Anche a livello di sutura. Signora, guardi, adesso le rispondo, le dico cosa fare e cerco di dare alcuni suggerimenti importantissimi per avanzare una richiesta, perché questo merita un approfondimento, questa cosa che mi ha detto. Ma tenga presente, una buca coperta con una specie di tappettino di plastica. Pazzesco. No, praticamente un tappettino pubblicitario. Io sono venuta su tranquillamente dalla scalinata. Bisognerebbe fare, signora, anche delle fotografie. Adesso le rispondo, le dico cosa fare. Poi se avrà bisogno ci scrive, va bene? Ok? Grazie a lei della preziosa testimonianza, signora, gentilissima. Grazie a lei. Allora, signora, meglio di me, queste telefonate sì, c'è una pausa e rispondo dopo la pausa. Non è fatta apposta, ma è la verità. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci, ritornati in linea e adesso vado subito a rispondere alla signora per chi si fosse perso questo intervento importantissimo di questa signora che purtroppo Adele mi pare, in zona Piazza Udine, quindi se state passando in Piazza Udine con la metropolitana fate attenzione che pare che ci sia questa buca all'uscita della metropolitana che povera signora non ha visto ed è caduta. Però è importante subito alcuni passaggi. La signora stava guardando la trasmissione e ha chiamato, no? E ironia della sorte e soprattutto il destino ha voluto che sentisse proprio questi passaggi che trattavo io. Pronto soccorso, 7 ore è stata, però aveva dei problemi, quindi in questo caso effettivamente parrebbe che il tempo è stato congruo, perché ovviamente ci vuole anche il tempo di fare gli accertamenti. Ricordate che, questo piccolo premessa, quando si cade con la faccia, i pronti soccorsi allertano giustamente il codice rosso, perché con la testa è il trauma cranico. Cioè uno può avere anche, se uno dice giustamente, quando arriva il pronto soccorso, ho battuto la testa, fermi. Ti fanno tutte le analisi possibili e immaginabili, perché nella contusione con la testa ci possono essere delle microfratture, dei microtraumi che icto oculi o comunque subito anche a una prima analisi non vengono fatti. Ci vuole la TAC per vedere se effettivamente, quindi questo è giusto. Tornando invece all'incidente, la signora cosa deve fare? Innanzitutto, signora, prenda i dati dei testimoni. Ho sentito che c'è una persona che era amica di suo marito che ha visto un dato dei testimoni, nome, cognome e data di nascita. Dopodiché, fotografie, spero che le abbia fatte, signora, del punto in cui è caduta. Se non le ha fatte, mandi subito qualcuno, perché magari è ancora lì la buca, o comunque se l'hanno coperta, ci saranno le prove che l'hanno coperta, perché è un lavoro fatto subito e velocemente, si vede. Lei farà la fotografia, 3, 4, 5, un bel report fotografico del punto dove è caduta, poi fa una bella relazione, poi a quel punto contatta un studio legale, se vorrà contatta noi, chi vorrà lei, e evidenzia quanto è successo, e a quel punto si parte subito con l'iter che dicevo io. Si finiscono e si terminano le cure, le hanno dato sicuramente il pronto soccorso, parecchi giorni saranno di degenza, quindi la classica referto del pronto soccorso, a regola dovrebbero avere date 10-15 giorni minimo, da quello che mi ha detto, ma minimo di diciamo così, di referto, si finisce quello, si vede se si è guarita, se non si è guarita, medico curante, si fa allungare la malattia, si fanno tutte le analisi, in questo caso ho sentito un taglio, ci saranno sutura, magari non guarisce bene, tutto quanto. Nel momento che si conclude la fase di malattia, si fa fare un ultimo certificato, questo è molto importante, di guarigione con postumi. Spesso accade così, ovvero la guarigione non è avvenuta completamente, il medico, perché il medico non è un medico legale, è un medico curante, non può esprimere il parere sul fatto che è avvenuta completamente, dovrà dire guarigione avvenuta con postumi da valutare in sede medico-legale. Vuol dire che sarà il medico legale, che un buon avvocato deve avere, che la visiterà e le darà i punti finali di invalidità, che saranno quelli importantissimi per ottenere un risarcimento. Signora, non molli, vada a prendere quello che le spetta, perché questi episodi sono intollerabili. Cioè non è possibile avere una pressione fiscale del 60% e i nostri soldi non servono neanche a mettere in sicurezza una città, a pulire la città, perché Milano è sporca. Cioè noi abbiamo il diritto di vivere in una città pulita e soprattutto sicura. Non è un optional, la sicurezza, signori, non è un optional, è un diritto costituzionalmente garantito. Noi abbiamo il diritto di vivere in una città e un paese sicuro, pulito anche, perché giustamente dobbiamo anche vivere in un paese sicuro. Ma la sicurezza viene ancora prima. Cioè se le infrastrutture sono insicure, se c'è una buca e non viene messa a posto, non in tempo di una settimana, in un giorno, perché chi ha viaggiato lo sa, nelle grandi città, cioè non è che c'è cioè diciamo le buche stanno lì 3 o 4 giorni, cioè ci sono operatori attraverso anche i sistemi di telecamere, di tutto, che intercettano immediatamente un problema e arrivano e bloccano e sistemano tutto. Qui ci sono delle buche e io osservo, perché mi sposto tanto in scooter e quindi sono un grande osservatore, vedo per esempio anche quando vengo qua a Radio Libertà, la circonvallazione è piena di buche e non è che stanno lì dopo la pioggia, il giorno, che è anche normale, viene un acquazzone, insomma no, stanno lì, quindi vuol dire che nessuno le vede. E poi capitano le brutte situazioni di cui ha avuto la signora. Signora, spero di esserle stata utile e se vorrà poi ci contatterà.
Tornando invece al discorso di prima, quindi testimonianza molto importante, se qualcuno avesse un'altra testimonianza del genere, mi chiami adesso, 029294 7222, perché è importante, meglio di così non si può avere di una persona, perché sembra che sennò io racconto delle favole, no? Cioè, nel senso, più di una testimonianza in diretta di una povera signora che ci ascolta, che le auguriamo tutto il bene possibile, una pronta guarigione, che testimonia esattamente quello che ho detto, ovviamente poi dovrà essere accertato con tutte le prove, e più di così non c'è. Allora, tornando invece al discorso di prima, volevo parlarvi, stavo finendo il discorso relativo a il danno derivante appunto da cadute. Riprendo la mia scaletta che mi ero fatto. Ecco, anche però errori amministrativi ci possono essere, l'ultimo pezzettino che mancava. Errori amministrativi cosa sono? Errori da parte della pubblica amministrazione che hanno un effetto su di noi, per esempio ritardo della emissione di documenti. Vi ricordate quel periodo in cui i passaporti non venivano fatti? Cioè, di cosa stiamo parlando? Uno aveva 7 mesi per avere un passaporto, ma di cosa stiamo parlando? Passaporto devi farlo in 3-4 giorni, cioè voglio dire, qua siamo su scherzi a parte o cosa? Cioè, qua c'era un periodo in cui dovevi aspettare 7-8 mesi, ma non esiste. Cioè, uno che ha un duplicato, che chiede un duplicato, un documento ufficiale, deve andare e avere il documento. Tempo tecnico quanto? Qualche giorno? Una settimana? Non di più. Perché io credo che nel 2026, se non siamo in grado di produrre un passaporto in una settimana, siamo messi molto male. Quindi questo, mi pare che questo problema sia parzialmente risolto, perché grazie a Dio le poste hanno attivato questo servizio, cosa che prima non c'erano, e le liste d'attesa sono finalmente drasticamente diminuite. Quindi, però questo è un esempio per dire che anche una mal funzionamento della pubblica amministrazione potrebbe creare un problema per esempio sulla produzione di documenti, sull'erogazione di alcuni servizi, la famosa erogazione dei servizi INPS, con la quale noi facciamo delle battaglie quotidiane, mancata erogazione del TFR da parte dei dipendenti pubblici, cosa che abbiamo affrontato poco tempo fa. Un dipendente pubblico che non riceveva il TFR dallo Stato, incredibile. Sembrano favole, ma non sono così, sono vere, storie vere. Io racconto storie vere, processuali nostre. La persona è venuta da noi perché non riceveva l'avevamo parlato la scorsa settimana, il suo TFR da parte dello Stato, perché aveva lavorato presso un comune e il comune non gli pagava il TFR. Ma vi sembra normale? Cioè, a distanza di 4-5 anni, cioè non è normale. E lui però non ha mollato e ci ha chiamato e abbiamo risolto. In 4 mesi, chiuso tutto, ha avuto il suo bonifico, tutti contenti. Ecco, nella seconda parte della puntata passiamo all'argomento Agenzia delle Entrate, perché c'è molta confusione, signori, sul discorso Agenzia delle Entrate, perché adesso vi faccio un esempio, cioè sapete che c'è questa famosa rottamazione, no? Questo è un problema molto serio. La rottamazione consente di sistemare una situazione che c'è, ma ricordate questo: se uno ha una rottamazione e fa la rottamazione, ma nel contempo, cosa molto frequente, l'Agenzia delle Entrate è già partita con procedimenti giudiziari oppure con esecuzioni, magari può avere già pignorato, come spesso accade, il conto corrente. Se tu fai la rottamazione, non è detto, non è scritto neanche nella norma, che facendo la rottamazione ti tolgono il pignoramento. Non è detto. Quindi cosa fare? Farsi assistere, perché è illegittimo questo aspetto. Dovete pretendere e dovete chiedere nel momento che fate la rottamazione che vengano, non è automatico, perché è una procedura che non è scritta nella legge, quindi paradossalmente il paradosso è che voi fate la rottamazione, avete dei pignoramenti e stanno lì. Quindi dovete essere liberati, perché come fa uno che ha migliaia di euro di debiti, no? Uno decide di fare la rottamazione. Nel contempo l'agenzia parte con l'appiglioramento del conto corrente o dello stipendio, ma questo signore non vive più, come fa poi a pagare le rate? Cioè, scusate, ma questo problema non è stato affrontato nel momento che facevano questa legge. Questa legge è monca da questo punto di vista, secondo me, perché non ha previsto, cosa che doveva essere prevista invece, un cappello, una piccola parte della norma che prevedeva questo, ovvero chi faceva l'automazione avrebbe dovuto avere estinti tutti i procedimenti in corso. Perché sennò come fa a pagare le rate? Cioè, uno che non è senza conto corrente è come se gli amputi 2 braccia. Cioè, come fa a lavorare? Dove si fa accreditare lo stipendio? Ma io dico, ma ragazzi, ma qua io ho ricevuto della gente disperata. Ma avvocato, ma io dove ricevo lo stipendio? Mi hanno pignorato il conto corrente. C'ho 150.000 euro di debito, quando le pago?
Se non ricevo lo stipendio mi pignorano tutto, come vivo? Ma io dico, ma siamo veramente, cioè, voglio dire, ecco, quindi anche in questo caso no metodo fai da te, ma chiamare avvocati, commercialisti esperti che vi aiutano, perché lì ci sono i modi, ci sono altre procedure, c'è la procedura da sovraindebitamento, abbiamo già parlato, c'è tra virgolette la possibilità di fare una trattativa anche con l'Agenzia delle Entrate, scrivere una PEC, chiedere che diciamo così, vengano estinte queste misure tra virgolette protettive, no? Queste misure esecutive, scusate. Quindi anche lì è chiaro che non far niente, sicuramente l'agenzia non ti toglie l'esecuzione, quindi voglio dire, quali possono essere? Ho detto brevemente, pignoramento conto corrente, blocco del conto corrente, stipendio e pensioni pignorati e possibilità appunto in questo caso di riuscire tramite una procedura di trattativa con l'Agenzia delle Entrate a farsi sbloccare il conto corrente, perché senza conto corrente è come se a un cittadino gli togli la vita. Come fa a lavorare? Come fa a ricevere la pensione? Come fa cioè, da lì poi nascono tutti i problemi, perché lo Stato mette in condizioni a uno che fa rottamazione di pagarla e quindi questo era un piccolo, diciamo così, esempio, perché sto vedendo anch'io, anche in questo caso, sempre dalla mia esperienza, perché poi io non è che filtro tanto. Sì, abbiamo una segretaria che filtra le telefonate, ma a volte le ricevo io, mi chiamano direttamente sul cellulare, quindi insomma i problemi li sento in prima persona ed è un problema molto serio questo qua. Cioè sta rottamazione, sì, qualcosa ha fatto, perché per l'amor di Dio, per chi non aveva pignoramenti ha dato una importante concessione di regolarizzare, ma chi, come vi ho detto, ha questi problemi rimane purtroppo bloccato. Adesso, nell'ultimissimo quarto d'ora, adesso tra l'altro rilascio ancora il numero 029294 7222, potete chiamarmi, fatelo perché vi perdete un'occasione per parlare con me, che non so se vi sia una bella occasione o meno, però insomma potete chiedermi qualcosa, quello che volete. Parliamo di un altro punto molto importante e lo vado a riprendere nella mia scaletta, perché adesso questa volta me la sono fatta, sennò poi mi perdo. Cosa parliamo? Parliamo de parte condominiale, così affrontiamo anche l'ultimo tema super gettonato, che sono i problemi condominiali. Allora, c'era la norma su il condominio che doveva passare. Era una norma, secondo me, interessante, cioè prevedeva e riformava tutto l'aspetto condominiale, prevedeva che finalmente i direttori dei condomini dovessero avere dei particolari requisiti di expertise, laurea obbligatoria, insomma esperienza, cioè l'amministratore del condominio dovesse, adesso non è così perché può essere amministratore del condominio chiunque, qualunque, secondo me è sbagliato, cioè un minimo di competenze ci vogliono. Basta oggi fare un corso e diventi amministratore del condominio, non è così. Cioè, noi abbiamo visto una frequenza di problematiche condominiali devastanti, ok? Devastanti. Quindi, che cosa fare in primis quando, tra virgolette, quando ci sono questi tipi di problematiche? Innanzitutto, dico un primo aspetto che sembra una banalità, ma non la è. Quando comprate casa e quando fate un investimento, una cosa che dovete chiedere, cosa che non fa nessuno, chiedete chi gestisce il condominio, perché sembrano cavolate, no, ma non sono cavolate, perché poi possono nascere cioè capite chi è l'amministratore, quanto si pagano esattamente di spese condominiali, come vengono gestiti i rapporti condominiali, le assemblee, con che cadenza vengono fatte, tutta questa serie di cose. Perché una volta che siete lì, poi non è che potete dire: "Io nel condominio non faccio parte", cioè voi siete obbligati a far parte del condominio e soprattutto a pagare le spese fino all'ultimo, perché se no vi mettete a rischio un'azione legale nei vostri confronti. Quindi, ripeto, intanto mi sto facendo un appunto perché un po' quindi cosa dovete fare? Fare un'analisi anche su questo aspetto. Più ovviamente grande l'investimento, più l'appartamento è rilevante, più chiaramente si evidenzia questa fattispecie che sto dicendo. Una volta fatto questo, se effettivamente vedete che insomma non ci sono stati problemi condominiali, sto parlando magari se comprate una casa già non nuova, di nuova costruzione, ma un appartamento che già è attivo, potete subito verificarlo, potete andare a chiedere a qualche vicino che rapporti ha, insomma se sono corrette, se c'è un amministratore che è valido, tutte queste cose sono importantissime. È come andare a vedere se un appartamento è rumoroso oppure no. Uno va sempre a vedere l'appartamento rumoroso, ma andate a chiedere anche questo aspetto. Quindi
I problemi condominiali come si risolvono? Si risolvono, questo ricordatevelo bene, da subito. Più tempo passate senza contestare l'operato dell'amministratore e peggio è per voi, perché ricordate bene che un'assemblea condominiale che non è contestata è data per approvata definitivamente. A differenza delle assemblee societarie, magari nelle assemblee societarie è una assemblea che poi successivamente ne porta un'altra e vi lascia la possibilità di impugnare quella dopo, no, magari è un tema diverso. Invece quella condominiale è beffarda, perché una volta passato un ordine del giorno, immaginiamo una ristrutturazione di una facciata, no, il condominio si trova a dover approvare i lavori oppure no, migliaia e migliaia di euro, catena di spese nei confronti degli approvazione, passa a delibera. Poi la delibera dopo viene fuori. Il condominio deve scegliere la banca dove fare il finanziamento per ottenere i soldi per fare le spese. Tu ti svegli tardi nella seconda assemblea e dici: "Ah no, cacchio, qua ho realizzato che il finanziamento è di 400.000 €, non ero stato attento, o meglio, la banca che viene proposta fa delle condizioni altissime, a me io non sto più bene, voto contro, alza la mano, voto contro". Poi viene da me e dice: "Avvocato, ma io ho problemi con l'amministratore. Io ho votato contro un'assemblea perché secondo me è stata fatta una votazione ingiusta, eh". Poi vai a vedere lo stesso condomino aveva votato di sì a quella prima. È male, male, perché questa incoerenza è fatale, fatale perché se vai a fare un'azione di questo tipo la perdi quasi matematicamente. Perché? Perché evidentemente c'è una contraddizione con quello che era stato il verbale prima, okay? Quindi questo verbale prima potrebbe comportare, tra virgolette, una preclusione molto forte, no, poi è chiaro che ci sono gli estremi lo stesso, non sto dicendo che la perdete al 100%, però diciamo così è un fattore da valutare molto bene, cioè un fattore da valutare, perché ribadisco, vi potrebbe precludere, tra virgolette, un'azione futura, no, un'azione futura che, è importante perché come detto magari potreste avere la possibilità, di impugnare l'assemblea, magari per delle problematiche molto serie. Una volta fatto questo, quindi deciso di, tra virgolette, decide di azionare nei confronti dell'amministratore un "problema", tra virgolette, si deve scrivere. Immaginiamo vi do questa panoramica di problematiche che io nel corso della carriera professionale ho sentito, no, quali problematiche veramente gettonatissime. 1, vicini rumorosi, questa è proprio una cosa cioè quello che ha il cane, quello che ha musica alta e quindi cosa fa? Il vicino che assiste questa musica scusate, che, si lamenta, va dall'amministratore di condominio e dice: "Amministratore, questo fa rumore." L'amministratore se ne infischia, non fa alcuna tipo di provvedimento, a quel punto parte il contenzioso, perché poi evidentemente l'amministratore non ha ripreso il condomino scrive all'altro con un legale, viene messo l'amministratore perché non ha fatto niente, succede un patatrocchio. Le spese condominiali. Recentemente abbiamo fatto una pratica molto particolare che riguarda un signore che ci ha contattato perché, appunto nel suo condominio, la struttura del condominio e il suo appartamento, praticamente nel suo appartamento non godeva di tutti i servizi condominiali, perché era in una parte del condominio, in una parte esterna, dove per esempio non godeva appieno del portierato, non godeva appieno, del servizio per esempio di copertura del condominio con coi tendoni. Insomma, quindi avrebbe dovuto avere delle spese inferiori rispetto agli altri, è normale, perché se la struttura del condominio prevede che certi servizi non sono per tutti, automaticamente il soggetto che non ne beneficia ha il diritto di ottenere uno sconto. E in questo caso invece non è stato fatto, quindi abbiamo contattato l'amministratore per contestargli questo fatto. L'amministratore devo dire ha riconvocato e riconvocherà a breve un'assemblea per rivedere il piano delle spese. In questo caso abbiamo comunque, creato un valore aggiunto al cliente perché gli abbiamo, concesso di far sì che le sue spese saranno inferiori. Quindi queste sono un po' poi la terza sicuramente sono le infiltrazioni, altra gettonatissima, cioè ovvero magari tu sei al terzo piano e subisci l'infiltrazione da quello sopra, classicone, proprio classicone, e l'ultima, quella un pochettino anche questa sull'amministratore, gli amministratori che non rispondono. Cioè vuol dire che il condomino si lamenta nei loro confronti,
e loro non rispondono, mandano le diffide e non rispondono. Poi a quel punto sono costretti a chiamare un avvocato e anche lì possono rispondere tardivamente, in modo lacunoso. A me è capitato, abbiamo fatto diffide nei confronti amministratori, hanno scritto in modo tardivo e anche non preciso. Quindi a questo punto, diciamo così, è prossima l'azione. Allora la domanda che faccio in questo momento e che faccio a voi è: quando conviene davvero andare in causa, quando è meglio trovare un accordo? Beh, in questo caso dovete ovviamente valutare la fattispecie con la persona che vi assiste, cioè sono valutazioni molto importanti, perché una causa ha un costo elevato, 4, 5, 6, dipende, 10, ma dipende dal tipo di causa che è. Ha dei tempi molto dilatati, perché c'è la mediazione obbligatoria, ci sono certe attività che devono essere espletate e soprattutto va valutato anche la fattispecie che genera questo contenzioso. Se la fattispecie è una fattispecie che importante, per esempio tocca le spese, per esempio tocca il rifacimento di alcune opere che comporta un aumento delle spese condominiali, allora vale la pena. Se viceversa è una problematica insomma un pochettino meno rilevante, vale la pena tentare in tutti i modi di trovare una trattativa extragiudiziale o stragiudiziale. Stragiudiziale vuol dire contattare l'amministratore, cercare in tutti i modi di sensibilizzarlo a cambiare un po' il modo di lavorare e di indire le assemblee, portando per esempio all'ordine del giorno, tra virgolette, altri temi che possono dirimere la controversia, no, quindi cosa fare? Sicuramente far scrivere a un legale. Con i legali in mezzo tentare appunto una lettera che può sensibilizzare l'amministratore, no, questi sono i suggerimenti. Però vi posso dire che è diciamo così, una parte molto, litigiosa il condominio spesso. Guarda, per esperienza, è capitato tantissime volte che da un problema magari non così rilevante si è poi scaturito in un contenzioso, perché poi le persone litigano, anche per cose magari che meritano non troppo, tra virgolette, particolare aspetto. Abbiamo ancora 4, 5 minuti, ridò il numero, magari se qualcuno volesse alla fine proprio chiamarci, mi fa piacere, 0292947222 e vi do un altro, però cambiamo completamente discorso, perché l'altro giorno mi ha contattato, una persona e mi ha detto: "Avvocato, ho ricevuto una minaccia, ho ricevuto un insulto via social." Questo è interessante, gli ultimi 5 minuti, perché, mi ha insultato questa persona. Effettivamente, vado a vedere, lei ha fatto lo screen del post e la persona che l'ha insultata, è andata giù pesante. Cioè le ha dato degli epiteti abbastanza clamorosi, senza ripeterli. Vi posso assicurare che non era classico, non capisce cioè era qualcosa di più, perché io penso che se si limita a quello non si può querelare, perché se no io non sono per un fan della querela per diffamazione. La querela per diffamazione, secondo me, dal mio punto di vista, trova particolare, diciamo così, successo o comunque, diciamo così, comprensione, usiamo questa parola, se si supera quel limite. Perché se no, se tutti insultano e tutti denunciano, capite che non ne usciamo più. Deve superare quel limite. Il limite come si fa a valutarlo? È soggettivo, però è anche oggettivo, nel senso che se le parole eccedono un limite, di volgarità, di contesto, faccio un esempio, il post indirizzato, un classico post secco, quella persona è, e gliene dici tutti i colori, sulla tua bacheca, ha una rilevanza molto diversa rispetto per esempio a un insulto che tu fai a risposta di un altro. Classico battibecco che viene scaturito da un post sui social. Uno dice quello, dice non è diverso, perché in questo caso hai sicuramente la provocazione da parte dell'altro. In questo caso ce n'hai meno, perché sei tu che in un momento di arrabbiatura, di sfogo, scrivi quelle cose che possono essere fatali poi per te, perché prima di scrivere non hai pensato, le metti fuori e ormai è fatto, il danno è fatto. Il danno è fatto, perché poi il post sì, lo puoi togliere, si può togliere sicuramente, però se qualcuno ha fatto lo screen e l'ha salvato, insomma, sicuramente poi può essere un attenuante il fatto di averlo tolto, ma spesso la gente non lo toglie neanche, lo lascia lì. Quindi come valutare se presentare querela oppure no?
prima cosa di partire subito è verificare il post da dove viene, chi l'ha fatto. Spessissime volte purtroppo è una persona senza identità, classico post cieco, cioè dietro c'è classica foto, che è quella che odiamo tutti, bianca, senza faccia, di uno che si chiama un nome strano. Lì purtroppo, signori, c'è poco da fare, cioè qualsiasi, ho ingaggiato un investigatore privato, ma neanche quello potrebbe salvarvi, potrebbe aiutarvi a trovare chi è stato, perché è un post che a cui non si può risalire l'identità. Dovreste fare richiesta a Meta, ma immaginate voi se Meta vi risponde, non sanno neanche dove siete questi, non fatemi dire. Quindi capire se c'è una persona vera, se c'è una persona nome e cognome, è fatta, perché si riesce molto probabilmente a risalire ai suoi dati anagrafici, che sono fondamentali per rintracciarlo e per magari provare a mandargli una diffida se l'insulto è grave. Se l'insulto chiaramente non ha quella rilevanza, io credo che non valga la pena. Se invece effettivamente c'è, si manda una diffida e si chiede in primis la rimozione immediata del post e secondariamente anche un risarcimento di danno, il danno arrecato per la diffamazione. Come si calcola? Considerate che nei procedimenti di Milano un post, chiaramente poi dipende anche dalla persona che hanno insultato, se è famosa, tutto quanto, per la rilevanza mediatica, tutto quanto, di solito quelle medie siamo sui 5-6 mila euro di danno che potrebbero scaturire da una diffamazione di questo tipo. Possono superare anche di più, però più o meno è quella cifra che viene, tra virgolette, spesso assegnata. Quindi cosa fare? Se non risponde a quel punto alla diffida, abbiamo ancora 1 minuto e poi chiudiamo. Cosa fare? Automaticamente presentare la famosa querela per diffamazione. Querela per diffamazione presso l'autorità giudiziaria. Allora lì si accende, si apre, non è detto che poi proseguono, perché se il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero decideranno di promuovere l'azione penale, si andrà davanti a un giudice che decreterà o meno se quel post è diffamatorio oppure no. Siamo arrivati alla conclusione, io ho molta sete, tra poco vado a bere perché non ho bevuto niente, ho parlato un'ora a macchinetta. Grazie a tutti voi per avermi seguito, ci vediamo giovedì prossimo, un saluto alla regia e tutti amici della Libertà. Ciao, buonasera e buon weekend anticipato. Avete ascoltato l'avvocato